Buongiorno carissime amiche, carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Berna, buon inizio settimana a tutti, buon lunedì. Ricordo il numero se volete chiamarci in diretta per parlare con i nostri ospiti oppure per commentare le notizie del giorno, chiamateci allo 02 66 20 35 29 oppure mandateci un sms al 346 64 277 56. Andiamo a guardare le ultime notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. L'Istat dice a febbraio la disoccupazione sale al 10,7% a febbraio, il tasso di disoccupazione risale al 10,7% più 0,1%. L'Istat diffonde i dati provvisori, le persone in cerca di occupazione aumentano dell'1,2% più 34.000, risultando pari a 2.771.000. Su base annua il numero dei disoccupati è comunque in calo. Confrontando il dato con il minimo pre-crisi emerge come il tasso di disoccupazione sia ancora di quasi 5 punti superiore. Sempre altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa: è stato arrestato un funzionario del Ministero della Salute, doveva istruire le pratiche per i rimborsi spese dei colleghi ed invece dirottava sui suoi conti correnti i fondi, quasi 1,4 milioni di euro negli ultimi 2 anni. Per questo un funzionario del Ministero della Salute è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, che ha anche perquisito i suoi uffici al Dicastero. Le accuse sono di peculato e autoriciclaggio. È stato disposto il sequestro di beni mobili e immobili per circa 200.000 euro. Interviene questa mattina il ministro Salvini e dice: nessuna lite nel governo, io non mollo, si va avanti col programma e col contratto. Poi anche una frecciata: Confindustria facessero proposte e ci dessero una mano. Allora, dalla regia, buongiorno a Giulio Carnelli, ci dà l'ok. In collegamento telefonico con noi abbiamo, così come ogni lunedì, il deputato della Lega Andrea Dara. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti. Allora Andrea, ricordo che tu fai parte in questa maggioranza di governo della 10ª Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo e anche della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. Allora Andrea, in questo weekend abbiamo visto un po' di tensione nella maggioranza. Ora, con le parole del ministro Salvini, questo clima sembra essere disteso ed in questo weekend è intervenuto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha detto al governo: datevi una mossa, reagire al rallentamento economico. Stamattina Salvini, così come abbiamo detto, ha risposto al presidente di Confindustria dicendo facessero delle proposte, forse gli imprenditori con la sinistra erano abituati troppo bene. Tu come commenti queste dichiarazioni del presidente Boccia? Sì, diciamo che condivido, erano abituati troppo bene, seppur il governo precedente non ha portato i risultati che tutti si aspettavano. Io voglio ricordare ai radioascoltatori che nel 2011 ci fu un governo, il governo Monti, che fece, quando si insediò, fece una macelleria sociale, sì, con le pensioni e con le tasse, perché questo governo, perché lo Stato italiano aveva un debito pubblico alto e si doveva risparmiare. Io voglio ricordare che da 1.900 miliardi di debito pubblico che avevamo nel 2011 siamo arrivati a 2.350 miliardi di debito pubblico, e oggi, ma dico l'anno scorso, l'Italia era il 27° paese sui 27, quindi ultimo come crescita. Quindi sì, nonostante negli ultimi anni abbiamo avuto tutto a favore, il cambio euro-dollaro a favore, il petrolio ai minimi storici, di Draghi che ci ha dato una grossa mano, i tassi bancari al minimo, e nonostante tutto ci siamo trovati ultimi come crescita. Quindi è giusto ricordare questo. Quello che invece abbiamo fatto, abbiamo mantenuto l'industria 4.0 esattamente come quella che venne fatta dal governo precedente, quindi con Calenda in primis. Sì.
In aggiunta abbiamo raddoppiato le deduzioni dell'IMU sui capannoni dal 20 al 40%, i premi INAIL per le aziende sono diminuiti del 30% e abbiamo dato la possibilità di diminuire anche l'IRE dal 24 al 15% per quegli utili reinvestiti nelle assunzioni di personale piuttosto che dall'acquisto di nuovi macchinari. Detto questo, per fare ripartire l'economia interna, e questo l'abbiamo fatto con l'ultima legge di bilancio, perché il governo dovrà essere valutato da oggi in poi. Noi a dicembre abbiamo votato questo bilancio che al suo interno prevede uno stanziamento di 250 miliardi di euro dal 2019 al 2032, quindi per le opere pubbliche che servono a questo paese. Sì. Sono stati stanziati 250 milioni alle province. Io voglio ricordare che ci fu un referendum, i cittadini italiani decisero che le province dovevano essere mantenute, ma da allora in poi di risorse alle province non sono state più date. Questi 250 milioni anche in questo caso potranno ripartire asfaltature sul territorio e anche la sistemazione delle scuole. Il ministro dell'Interno ha stanziato 400 milioni di euro per i comuni sotto i 20.000 abitanti che dovranno spendere le risorse entro maggio in modo veloce, perché noi abbiamo bisogno di fare PIL, noi abbiamo bisogno di gente, di operai che cominciano a lavorare sulle strade e a sistemare tutto quello che è le opere di questo paese, perché sono così, e io voglio ricordare, apro una parentesi, che queste opere non le importiamo, l'asfalto non lo importiamo, la sistemazione delle scuole non le importiamo, tutto partirà e si metterà in moto, e secondo noi ci saranno anche assunzioni, perché se questo denaro comincerà a circolare sul territorio ci saranno più assunzioni anche nelle aziende. Aggiungo perché mi dimenticavo, certo. Abbiamo chiesto uno sforzo anche ad ANAS. Ad ANAS abbiamo chiesto di mettere a disposizione più di 1 miliardo di euro per la sistemazione delle strade. Tutto questo per dire che in Italia, tutto sommato, negli anni come esportazioni non siamo andati malissimo. Quello che abbiamo avuto, il problema che abbiamo avuto è la ripresa economica interna, non tanto l'esportazione. E secondo noi tutto l'elenco che vi ho fatto in questi minuti servirà per rifar ripartire l'economia interna, perché io voglio ricordare che in questo anche a Boccia, il presidente di Confindustria, che il problema c'è a livello mondiale, a livello europeo. Tutti gli stati sono in grossa difficoltà, la stessa Germania, la stessa Francia stanno purtroppo facendo un passo indietro come crescita. L'Italia era messa malissimo e non ci siamo trovati in questa condizione. La reazione con i dati che vi ho dato prima, secondo me, porterà a dei risultati. Certo che non possiamo fare i miracoli. Io voglio ricordare che stiamo governando questo paese da 9 mesi, qualcun altro l'ha governato per 7 anni e i risultati che abbiamo visto sono sotto gli occhi di tutti. Benissimo. Senti Andrea, per quanto riguarda invece una legge importante sulla violenza contro le donne, quali sono i punti principali di questo decreto? Poi in questo weekend il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è trovata in una polemica su Twitter. Ci spieghi un po' cosa è successo? Sì, ma prima di tornare su quell'argomento lì aggiungo solo 2 cose. Che a breve sarà anche definito e emanato il decreto crescita che andrà a stanziare nuove risorse sull'industria 4.0 e potenzierà anche la nuova Sabatini, e a giorni verrà emanato anche il decreto sblocca cantieri che darà la possibilità di velocizzare e assegnare i lavori, gli appalti, e noi abbiamo fatto un conto che partiranno così 100 opere nei prossimi mesi, che vuol dire anche di assunzione di personale. Detto che questo è chiuso sul tema dell'economia, sì, settimana scorsa ci sono stati un po' di problemi in aula. Il problema vero su questo codice rosso è l'articolo 165 del codice penale, che prevede la sospensione condizionale della pena nei casi di condanna per i reati contro la violenza sessuale. Ci stiamo lavorando, questa settimana riprenderemo i lavori.
la Bongiorno ha fatto le sue dichiarazioni che in parte anche condivido. Stiamo cercando di trovare una mediazione con i 5 Stelle su questo articolo e credo che in settimana si possa arrivare alla sintesi. Per noi è un ottimo risultato. C'è stata un po' di polemica in aula anche sul revenge porn, perché c'è stata le opposizioni, soprattutto Laura Boldrini che ha fatto un tentativo con questo emendamento per risolvere la questione. Adesso in settimana non so come si evolverà, è stata una commissione nel weekend e vedremo gli atti martedì di domani in aula. Senti Andrea, poi nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto sulla commissione d'inchiesta sulle banche. Tria difende le banche, dice attaccarle mina il paese, lo ha detto in questo weekend. Quali saranno i compiti di questa commissione? Guardi, qui il problema è nato, ho seguito un po' il dibattito in queste ore, in questi giorni. Da tempo il governo chiede al ministro Tria di emanare questi decreti, perché all'interno comunque ci sarà il tema legato soprattutto all'indennizzo dei truffati alle banche. Ci sarà un chiarimento in questo senso. Ho visto anche il vice premier Di Maio che dagli Stati Uniti ha chiesto di dare più potere al Parlamento, a chi sta governando, per incidere un po' di più e per vederci dentro meglio nel campo bancario. Io non so quando saranno emanati questi decreti, non so neanche quando verranno firmati da Mattarella, le dico la verità, però è un tema che interessa. Voglio ricordare che qui ci sono state delle sentenze recenti da parte dell'Unione Europea, quindi io non le ho ancora lette, però so che i funzionari dei ministeri ci stanno lavorando e siamo in attesa di capire cosa ne pensa e cosa ci dirà il MEF. Benissimo. Senti Andrea, in questa settimana qual è il programma della Camera? Sì, ritorneremo sul tema del codice rosso, perché nella giornata di martedì discuteremo ancora di questo, perché settimana scorsa è stata sospesa l'Aula proprio per una protesta da parte delle opposizioni. Ci sarà la discussione del PDL trasparenza dei rapporti farmaceutici e ci saranno delle mozioni comunque, e nella giornata di mercoledì invece si discuterà il decreto concretezza. È una settimana abbastanza impegnativa, e poi abbiamo anche le commissioni dove sapete benissimo io sono relatore sulla regolamentazione delle chiusure domenicali. Cominceremo le nuove audizioni e sentiremo un po' cosa ne pensano le varie associazioni di categoria sulla proposta che è stata depositata il 31 di gennaio. Avremo tempo, qualche mese, per poi decidere insieme al governo cosa fare. Benissimo Andrea, allora grazie mille come al solito per essere stato qui quasi ormai ogni lunedì, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Allora, dalla regia Giulio Carnelli mi dà l'ok, c'è in collegamento telefonico, la ringrazio sin da subito, l'onorevole Vanessa Cattoi della Lega. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a tutti voi e tutti i vostri radioascoltatori. Grazie mille, ribentornata qui in radio. Allora Vanessa, la scorsa settimana c'è stato un ottimo risultato per quanto riguarda l'approvazione della legittima difesa. Cosa cambia con questa legge? Sì, la legittima difesa è stata chiusa anche Senato settimana scorsa, quindi cosa prevede la legittima difesa in breve? Che innanzitutto la difesa è sempre legittima ora nell'abitazione e nei luoghi di lavoro, quindi non deve essere più proporzionata all'offesa come invece veniva richiesto in precedenza. Quindi abbiamo che l'eccesso colposo di legittima difesa è stato cancellato. La difesa ora quindi è sempre legittima se una
persona, si dice all'interno della norma, è turbata da pericolo. Quindi sostanzialmente cosa viene fatto? Viene affermato quindi il diritto delle persone a reagire per difendere il bene più prezioso che ognuno di noi ha, ovvero il bene della propria vita e della propria famiglia, anche per la tutela dell'incolumità dei propri cari. Sono state inserite delle pene più severe sia per i rapinatori sia per i ladri. Abbiamo inserito uno stop decisivo al risarcimento dei danni a favore dei familiari dei rapinatori, perché questa era una cosa veramente indecente che comunque era prevista nella norma precedente, e abbiamo inserito l'obbligo di avere dei processi più rapidi e quindi permettere quindi di dare uno stop anche a quello che erano i calvari giudiziari che comunque tutti noi avevamo riscontrato nei casi precedenti, e soprattutto poi che le spese di giustizia a carico saranno poi a carico dello Stato, non saranno più a carico dell'aggredito. Poi in aula martedì finalmente chiuderemo anche un altro importante provvedimento legato comunque a una forma di difesa, in questo caso di difesa delle donne, quindi il codice rosso, il quale sarà un'altra grande importante passo avanti, soprattutto per stare veramente vicino dalla parte delle donne che hanno il coraggio di denunciare, che purtroppo con le norme attuali non si prevede una corsia preferenziale come invece verrà prevista grazie al codice rosso. Questa corsia preferenziale fondamentalmente prevede che entro 3 giorni il PM deve sentire la vittima e quindi far partire l'iter procedurale. Questo perché finalmente così le donne che hanno coraggio di denunciare avranno una giustizia più rapida, più certa, e a seguito delle denunce di maltrattamenti. Che tipo di maltrattamenti? Parliamo di maltrattamenti domestici, di violenze e di tutti quegli atti persecutori che purtroppo talvolta le donne sono vittime. Quindi cerchiamo di estendere. Poi un'altra importante novità che è stata inserita all'interno del codice rosso è quella di estendere anche le modalità di controllo tramite un braccialetto elettronico, appunto per la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Questo proprio per tutelare maggiormente le donne che hanno il coraggio di denunciare. Quindi è stato poi introdotto anche un altro importante reato che punisce severamente finalmente chi sfregia una donna, e quindi è prevista una reclusione per questo reato fino a 14 anni, un reato che prima non era contemplato. Quindi diciamo che sarà, assieme alla legittima difesa, un grande obiettivo raggiunto, soprattutto a tutela delle donne che hanno il coraggio di denunciare e quindi di mettersi allo scoperto e quindi di avere finalmente giustizia per le angherie e le sevizie, piuttosto che tutti gli atti persecutori che magari per anni hanno dovuto subire. Perfetto, quindi questa è una settimana di importanti novità. Vanessa, abbiamo una telefonata in questo momento. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, chi è in linea? Allora, io sono commerciante, sono di via Padova. Se posso dire una cosa, nella legge mancano varie cose. Prima di tutto manca l'inasprimento delle pene per eventuale omicidio per rapina. Poi non è stato previsto, perché in America, io c'ho un parente che abita lì, che per rapinarti ti sparano prima che entri nel negozio, che entri in casa, perché hanno paura i ladri adesso che sei armato. Quindi questo non è stato inserito, omicidio per rapina. Poi cos'altro chiede? Rapina che può essere in un negozio o in una casa, quindi non è stato inserito, quindi praticamente è un omicidio come tutti gli altri, 30 anni ed escono. In quel caso dovrebbe essere ergastolo, cioè tu mi spari per ammazzarmi perché vuoi entrare a rapinare la mia attività o la mia casa. Perché il mio parente mi ha detto che negli Stati Uniti succede questo, perché il ladro ha paura che tu sei armato, ha capito? E seconda cosa, per quanto non è stata fatta questa cosa, quindi per noi commercianti questa è una cosa gravissima, non è stata inserita questa voce. Lei da dove chiama? Da Milano. Ecco, via Padova, sì. Prego, poi? A via Padova, lei la conosce via Padova? Sì, no? Poi? Ecco. Poi, perché prima il punto che essendo che non sanno che sei armato e con le armi che si diffonderanno i miei colleghi, io sento che tutti si vogliono armare, quindi ci sarà non più il ladro che si avvicina per minacciarti, ma ti sparerà da distanza come fanno negli Stati Uniti. Lei basta che guarda
tutte le cose e vede come gli dico io. Allora. Poi volevo dire un'altra cosa, per quanto riguarda la sicurezza, all'esterno c'è, sempre per quanto riguarda l'omicidio per rapina, non c'è stato un incremento di telecamere o altri sistemi di riconoscimento. Ad esempio in Cina nelle città grandi dove ci sono centri commerciali, aziende, negozi, eccetera, hanno messo i sistemi con riconoscimenti facciali. Da noi nemmeno sanno cosa sono, cioè da noi ti prendono in giro appena dici una cosa del genere. Allora, sentiamo, Vanessa, hai ascoltato? Sì, ho ascoltato attentamente. Mi spiace contraddire il ascoltatore, perché comunque all'interno proprio del provvedimento della legittima difesa, anzi abbiamo inserito proprio la fattispecie dei luoghi di lavoro, proprio per tutelare le persone, tutti i commercianti, tutte le persone sul loro luogo di lavoro e non solo all'interno della propria abitazione. Quindi la difesa è sempre legittima, non solo nell'abitazione ma nei luoghi di lavoro. Non è vero che non abbiamo inasprito le pene, perché come dicevo prima le pene sono più severe per i rapinatori, per i ladri. Per quello che diceva il nostro radioascoltatore, invece è previsto entro fine mese l'approvazione anche del decreto che è stato già anticipato anche dal nostro sottosegretario Molteni, che è quello che prevede proprio per i reati più efferati il fatto che non si possa più avere lo sconto di pena, perché in Italia purtroppo, è vero, abbiamo constatato come soprattutto per i delitti più efferati ci sia la possibilità di avere dei sconti di pena, e che questi prevedono quindi che una persona, anche qualora abbia ucciso un'altra persona, non sconti totalmente la sua pena, ma abbia una riduzione pari addirittura a un terzo. Quindi quello che diceva il radioascoltatore sul fatto che una persona, qualora riceve l'ergastolo alla vita, deve rimanere in galera a vita senza nessun sconto di pena, e questo sarà uno dei provvedimenti che, come è già stato anticipato anche dal nostro sottosegretario Molteni, ma anche dal nostro stesso vicepremier Salvini, è all'interno della nostra agenda, e comunque verrà approvato nel più breve tempo possibile, proprio perché siamo consapevoli del fatto che purtroppo in Italia effettivamente è vero, abbiamo avuto in passato dei governi che hanno pensato a depenalizzare una serie di reati per i quali purtroppo attualmente noi dobbiamo cercare di porre rimedio, perché ricordiamo che la depenalizzazione di molti reati come quelli del furto hanno portato poi ad avere dei casi come quelli che sono stati riscontrati anche appena citati dal vostro radioascoltatore, e che riteniamo veramente all'interno di una società civile non giusti nei confronti delle persone che purtroppo hanno subito un reato così efferato come può essere un omicidio, piuttosto che altri ancora più gravi. Chiarissimo. Allora Vanessa, siamo tra pochissimo in pausa pubblicitaria, ti chiediamo di rimanere con noi subito dopo la pausa pubblicitaria per altri 2 o 3 minuti. Perfetto, grazie. Pronto? Avvocato. Mi dica. C'è bisogno di lei. L'avvocato risponde. Ogni venerdì dalle 12 alle 13 con l'avvocato Celeste Collovati. Su Radio Padania Libera. Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via, via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare, Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Radio Padania è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Padania Libera, la tua radio. Canale 740.
Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL, con noi al telefono Vanessa Cattoi, deputata della Lega. Vanessa, ci sei in linea? Sì, ci sono. Allora Vanessa, quando ci sei tu anche il nostro centralino va in tilt, ricordo bene anche quando sei intervenuta l'ultima volta. C'è un'altra telefonata. Pronto? Salve Locatelli Milano, buongiorno. Prego. Salve, grazie. Volevo dire in merito alla giustizia che basta frequentare i tribunali che si è invasi da tanti nullatenenti, cioè vengono condannati però hanno 1000 scappatoie. Io credo che è come rubassero 2 volte questa gente e credo che basterebbe una stazione dei carabinieri per andare a prendere questa gente furbastra e che praticamente questo paese ne è incancrenito. Poi sentivo in precedenza per quanto riguarda il precedente nostro rappresentante in riferimento a Monti, che diceva giustamente quest'uomo qui ha fatto della macelleria sociale. Io credo che sia bene intervenire perché di danni ne ha fatti, in modo da tirare di mezzo anche un certo napoletano che ha fatto questi disastri come rappresentante, cioè tanto per partire, perché ne hanno combinati all'infinito. Ecco, volevo portare questo esempio perché non mi sta bene che questo macellaio della società di Monti, che è stato fatto addirittura senatore a vita, qualcosa del genere. Insomma, non mi sta bene con tutti i disastri economici che abbiamo e ce n'è, di carne al fuoco. Ecco, ma quello che mi raccomando è anche che basta frequentare i tribunali, che sono tutti nullatenenti, tutti quelli che rubano, eccetera, quando basterebbe una stazione di carabinieri con tanto di condanne in appello per andarli a prendere senza bisogno di ricorrere sempre a questi avvocati, che come starnutiscono bisogna pagargli anche il fazzoletto. Avete capito? Grazie. Allora, grazie Vanessa, non so se vuoi commentare. Diciamo che sulla riforma della giustizia ci sono parecchi passi da fare in avanti, proprio perché comunque abbiamo una giustizia che ha dei tempi biblici e noi stiamo cercando nei vari provvedimenti che inseriamo proprio e cercare di inserire anche come col codice rosso un obbligo di sentire entro 3 giorni la vittima, è proprio perché siamo consapevoli che c'è questo problema nel paese italiano. Non per niente è anche un deterrente nei confronti delle aziende che non vengono a investire nel nostro paese, perché ricordiamo che i ritardi della giustizia comportano anche questo, quindi sicuramente all'interno dell'agenda di governo c'è la necessità e il dovere di cercare di rivedere tutta una serie di regole che vanno riviste proprio per cercare di rendere la giustizia più celere, più veloce, perché altrimenti non si parla più di giustizia, è un'ingiustizia nei confronti di tutti i cittadini che devono attendere i tempi purtroppo alle volte biblici del provvedimento in essere. Quindi questo sicuramente è un tema attenzionato al governo e sul quale stiamo lavorando. Benissimo. Senti Vanessa, come è andato il congresso di Verona questo weekend? No? Ci sono state delle polemiche, tu non so se hai seguito un po'. Io ho partecipato, anche io ero giù sabato, sì, ero al convegno della famiglia sabato. Benissimo. E devo dire la verità che partecipando direttamente al convegno e seguendo gli interventi posso dire che tutto quello che è stato dipinto veramente in modo assurdo e surreale al di fuori del convegno ha del grotesco, perché comunque all'interno di questo convegno si parlava di famiglia. La famiglia, che ricordiamoci, è il fondamento della società, la famiglia che è costituita dalla mamma, dal papà, dei figli. Cioè io voglio essere rappresentata come madre dei miei figli, null'altro. All'interno di questo convegno si è parlato della possibilità di migliorare attraverso le nostre politiche, che comunque verranno inserite anche prossimamente, le politiche per cercare di ridurre il carico che gravia sulle famiglie, il carico economico che grava sulle famiglie che vogliono procreare, che vogliono avere dei figli, perché purtroppo ricordiamoci che in Italia è uno dei paesi dove il costo economico a carico delle famiglie per sostenere la vita di un figlio è uno dei più alti a livello europeo.
quindi su questo noi siamo pienamente consapevoli. Si è parlato di questo, si è parlato del fatto che ci ritroviamo in un paese dove purtroppo siamo in pieno inverno demografico, e questo non si deve alle politiche degli ultimi mesi. Purtroppo qua negli ultimi anni la famiglia non è mai stata al centro di nessun dibattito, cioè si è dato per scontato che le famiglie italiane se la dovessero cavare comunque, e comunque poi ci si lamentava del fatto che in Italia non si facevano figli. Vede, certo. È stato discusso molto anche su questo tema qua, perché io so benissimo, è una cosa di cui ho parlato anche durante la mia campagna elettorale, con dati alla mano, veramente il carico economico che grava sulle famiglie italiane che decidono di avere da 1 a 2 figli, non parlo di 3-4 figli, parlo di 1-2 figli, è veramente oneroso se raffrontato col reddito medio pro capite delle nostre famiglie italiane. Quindi su questo noi dobbiamo lavorare, e su questo siamo pronti ad intervenire fin da subito, perché comunque anche nelle prossime settimane, anche all'interno del DEF, verranno inseriti proprio dei provvedimenti che cercheranno un attimino di sollevare, perché ricordiamoci comunque nella nostra agenda di governo come Lega avevamo anche l'obiettivo di arrivare agli asili nido gratuiti, quindi non è un obiettivo che ci siamo scordati, cioè sono tutte questi piccoli provvedimenti che però incidono concretamente nella vita di tutti i giorni delle persone, e quei provvedimenti che sono necessari per sostenere e far invertire questo inverno demografico che purtroppo abbiamo sotto gli occhi quotidianamente. E dopo ovviamente si è portato in evidenza come sia molto importante sostenere, ovviamente come donna lo dico da sempre e lo sosterrò sempre, il ruolo attivo della donna all'interno della società, quindi la possibilità di avere un'agevolazione appunto sui costi che gravano sulle famiglie per cercare di ottemperare al lavoro e al mantenimento stesso della famiglia, quindi cercare di mettere in atto tutte quelle politiche conciliative che permettono alla donna di lavorare e però allo stesso tempo di essere anche madre. Quindi cercare di sviluppare una sorta di flessibilità e di agevolazione anche all'interno, ad esempio è stato all'interno dei provvedimenti che abbiamo approvato anche settimana scorsa, penso ad esempio al decretone, penso alla quota 100, anche lì è stato fatto anche è stato inserito comunque l'opzione donna, che comunque è un altro importante aiuto a sostegno delle donne, un riconoscimento comunque delle donne lavoratrici, sia dipendenti sia autonome, che comunque sono state in grado di mettere a servizio le proprie competenze della società e nel contempo anche di avere una loro famiglia, perché non dobbiamo mai dar per scontato che tante volte le donne devono fare anche delle scelte, purtroppo, perché nelle politiche del passato non si è investito per far sì che anche le aziende stesse avessero la convenienza anche economica di adottare delle politiche maggiormente flessibili che permettessero quindi questa conciliazione che è necessaria per la donna, per le politiche a sostegno della natalità. Benissimo. Insomma, da questo punto di vista sono stati tutti i temi che sono stati affrontati all'interno del dibattito, e sinceramente tutta questa ipocrisia, questo fatto ma perché non è stato parlato dell'uomo, perché non è stato parlato della donna, ma si è parlato di uomini, si è parlato di donne, si è parlato soprattutto di figli. Dobbiamo mettere al centro soprattutto la questione dei figli, perché comunque una società che non investe sui figli, che non investe sui giovani, è una società che è destinata a morire. Quindi anche il fatto che noi all'interno del decretone che abbiamo approvato settimana scorsa abbiamo inserito la quota 100, che è uno strumento molto importante perché aiuta proprio in tal senso a liberare quei posti di lavoro e metterli a disposizione dei nostri figli e dei nostri giovani che hanno competenze, che si trovano lì in stand-by perché purtroppo in questi anni non sono state adottate quelle politiche che hanno permesso anche il ricambio generazionale, e quindi noi in questo crediamo molto e crediamo che gli effetti della quota 100 in tempi brevi sicuramente raccoglieremo i frutti di questo importante provvedimento su cui noi abbiamo creduto e crediamo tuttora, insomma, che sicuramente porterà gli effetti benefici anche nei confronti di queste nuove generazioni che purtroppo si sono viste obbligate, non per scelta ma per necessità, molte volte anche a dover abbandonare il nostro paese per andare a trovare lavoro al di fuori. Perfetto, Vanessa. Noi dobbiamo cercare di incentivare invece il ritorno anche di queste importanti giovani risorse che devono essere inserite all'interno del sistema economico della nostra società. Benissimo, Vanessa, abbiamo un'altra telefonata, poi ti lasciamo andare. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Prego. Sono Fabrizio di Sabio Chiese. Ciao. Allora, io volevo portare all'attenzione questa questione. Quando si innalzano le pene per certi reati, e giustamente lo si fa,
secondo me bisognerebbe partire dai minimi di pena, perché a me dire che una pena è stata portata al massimo a 14 anni mi dice poco, perché se poi il minimo è 2 o 3 o 4, noi sappiamo che fino a 4 anni il giudice può decidere di non mettere in carcere il soggetto e praticamente questo qua non va incontro a niente. Pertanto la discrezionalità dei giudici dovrebbe essere posta nei limiti, mettendo pene minime più alte che non possano far sì che un delinquente non vada in galera. Seconda cosa, secondo me bisogna toglierla quella faccenda qua dei 4 anni e uno può avere alternative al carcere, perché qui ne vediamo troppi di extracomunitari che con questa faccenda poi reiterano i reati continuamente. Certo. Questo non va bene, perché e poi un'altra cosa, la recidiva di pena deve essere messa, deve essere la pena accumulabile con gli anni, non possiamo trovarci gente pregiudicata per diversi reati e non ha mai fatto un giorno di galera e poi magari ti capita la disgrazia che uno di questi imbecilli ammazza anche qualcuno. Benissimo, allora Vanessa, non so se vuoi commentare molto velocemente le parole del nostro ascoltatore. No, sono pienamente d'accordo e comunque in molti dei provvedimenti, penso anche al decreto sicurezza, sono già state inserite tutte una serie di provvedimenti proprio per evitare che si verifichino i casi che ha appena enunciato il vostro radioascoltatore, quindi noi ci troviamo pienamente d'accordo. Dopo sappiamo benissimo che noi comunque abbiamo il compito di legiferare, quindi di fare le leggi, e qualcun altro poi ha il compito di applicarle nel giusto modo e ovviamente appurando tutte le condizioni del caso per far sì che effettivamente uno abbia la giusta pena. Perfetto. Insomma, è quello che ci aspettiamo. Allora Vanessa, io ti ringrazio per essere stata qui con noi questo lunedì mattina, come sempre disponibile e molto chiara. Ti auguro una buona giornata e un buon lavoro e ci risentiamo presto in radio. Grazie molte e buona giornata anche a tutti voi. Grazie. Grazie mille a Vanessa Cattoi, deputata della Lega. Allora, adesso in collegamento telefonico con noi, penso sia la prima volta, abbiamo il deputato della Lega Adolfo Zordan. Buongiorno Adolfo. Buongiorno a tutti voi. È la prima volta qui in radio? No, non è la prima volta, no. Allora, non è la prima volta. Allora Adolfo, Zordan o Zordan? Zordan. Allora ti ripresento molto velocemente. Allora tu fai parte in questa maggioranza di governo della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni, sei nato a Padova. Allora ti chiedo giusto molto velocemente qual è la tua esperienza politica e come è nata la tua passione per la Lega? Beh, nasce nel lontano 1990, quando ancora eravamo un po' bersagliati da tutti e noi avevamo già le idee ben chiare di dove volevamo andare. Insomma, una passione che ormai ho molti anni e la Lega per me è diventata come, non voglio dire la prima famiglia perché la famiglia prima di tutto, ma la mia seconda famiglia sì. Perciò è un'esperienza che io augurerei a tutti, perché realmente siamo una grande famiglia. Benissimo. Senti Adolfo, per quanto riguarda le novità della tua Commissione Trasporti, no? Ci sono le novità che riguardano il codice della strada, no? Ci sono novità in arrivo o sbaglio? No, ci sono novità, ma non solo sul codice della strada, pensate anche al 5G che sta per entrare all'Italia. Li abbiamo incontrato in audizioni i commissari perché bisogna sistemarla alle ferrovie e RTFR, perciò c'è tanta carne al fuoco e c'è una modifica al codice della strada, ci sono novità sui limiti, su alcune cose importanti, diciamo sulle biciclette e altre cose, insomma. C'è molta carne al fuoco in commissione in questo momento. Benissimo. Senti Adolfo, per quanto riguarda invece il 26 maggio, che è il giorno delle elezioni europee, mancano se non sbaglio 55 giorni, no? Oggi c'è un'intervista ad Alessandra Ghisleri sulla Verità, che è la direttrice di Euromedia Research, che dice: chi ha votato i partiti al potere sta perdendo la pazienza, ci saranno delle sorprese. A parte questo, insomma, cosa cambierà dopo il 26 maggio? Ma guardi, delle sorprese, la sorpresa sarà che noi andremo a prendere l'Europa, faremo un'Europa come sempre abbiamo detto, insomma, con la nostra sovranità. Bisognerà cambiare l'attuale stato dell'Europa, perché così non può andare avanti, insomma. Lo vedono tutti e credo che tutti i partiti siano d'accordo che un'Europa fatta così non serve a nessuna nazione, perciò prima di tutto teniamoci il nostro sovranismo e decidiamo con un'Europa diversa da come è stata gestita fino ad ora, insomma, dai poteri forti, dai poteri finanziari e dalle banche. Non ci saranno sorprese, che stiano tutti tranquilli e basta vedere le regionali, vedremo anche
insomma le abbiamo viste e non credo ci siano sorprese per la Lega in Europa, cambieremo anche l'Europa. Benissimo, chiarissimo. Senti, Adolfo, per quanto riguarda invece un provvedimento che ormai è diventato legge, la legittima difesa, tu che ne pensi? E poi che ne pensi di un altro provvedimento che è un cavallo di battaglia della Lega, che è l'autonomia? Allora, se parlo della legittima difesa, no? Sentivo prima anche un po' il dibattito. La legittima difesa bisogna entrare in un'ottica che prima non c'era, che quando uno adesso entra in casa nostra deve sapere che noi possiamo difenderci e deve sapere che lo Stato ci protegge e non ci condanna come è successo fino ad ora, perché segue le vicende di Stati di Vancan da molti anni e devono ancora terminare. Perciò l'ottica della legittima difesa sta nel fatto che se tu entri a casa mia ho il diritto di difendermi e lo Stato mi deve proteggere e non condannare. Poi tutte le balle di pistoleri e altre cose le lascio a qualcuno che ha tempo da perdere, perché secondo me non è così. Qualsiasi in casa si difende con un'arma, che sia un piccone, che sia un macete, ne abbiamo di storie che ne abbiamo viste. Perciò fare demagogia sulle armi, sull'abuso, su altre cose la trovo veramente demenziale. Secondo me devono capire tutti che se tu entri nella mia proprietà privata, da ora in poi io ho il diritto di difendermi e lo Stato mi deve difendere. Certo. Senti, per quanto riguarda invece l'autonomia, ti chiedevo prima. L'autonomia per me che è Veneto purtroppo è il primo momento di riflessione. L'autonomia secondo me si porta a casa. Poi, come sai benissimo, insomma, come sanno anche tutti, perché i dibattiti sono un po' mai ovunque sui media, si parla passaggi al Parlamento e altre cose. Importante capire che i veneti sono andati a votare, sono milioni che sono andati a votare, non si può non dare una risposta, perciò l'autonomia, io personalmente, sinceramente, da deputato veneto, o viene con me o ritorno io da Roma. Benissimo. Senti, Adolfo, per quanto riguarda invece il decreto sblocca cantieri, quali sono le opere che devono essere sbloccate, continuate? Ma secondo me, insomma, è chiaro che devono essere valutate anche, perché se andiamo sulla tavola, ho fatto una dichiarazione ben precisa in Parlamento, una dichiarazione di voto dove sono stato chiarissimo che si deve fare, si deve anche valutare se si possono fare dei risparmi e investire su altre opere qui in Italia, che credo ne abbiamo bisogno. Insomma, bisogna vedere anche la situazione dei nostri ponti, insomma ci sono cose da vedere, e la Pedemontana deve essere finita, insomma c'è la Brescia, bisogna vedere anche la metropolitana in superficie, ci sono cose abbastanza importanti che devono essere sbloccate, ma sbloccate quasi immediatamente. Sì. Senti Adolfo, non so se abbiamo due telefonate. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, chi è in linea? Buongiorno signora. Buongiorno, io volevo fare una considerazione. Sì. Ieri sono stata alla Marcia per la Vita a Verona e sono molto sensibile a questo tema della famiglia, ma non a livello emotivo, ma proprio a livello anche economico, perché è inutile che parliamo di questo e quell'altro, se noi non aiutiamo la famiglia, non abbiamo gente, non ci sarà crescita. Se non c'è crescita della popolazione, non ci sarà crescita di PIL. E quindi è inutile parlare di nullato. Comunque, in questo si parla molto poco. E tuttavia si parla molto poco perché si ha paura, questa è la sensazione che si ha, eccetto qualche politico, di dire come stanno le cose veramente, perché togliere il 194 o mettere mano lì si ha paura, mentre io ho visto ieri la popolazione che c'era ieri era superiore a quello che mi risulta, quello del sabato e il giorno prima, e la qualità era ben diversa. Perché quando si vede famiglie, 5, 6, 7 bambini, gente per bene, gente è ben altra cosa. Per me le stime erano sui 30-40 e me l'hanno verificato quelli delle forze dell'ordine, che era molto superiore. Oggi nessuno ne ha parlato. Già il fatto che nessuno ha parlato mi dice che c'erano in tanti. Questo va denunciato, bisognerebbe dire come stanno le cose, perché qui le donne, nessuno sta discriminando le donne. Sì. Però io che ho una certa età adesso mi trovo di dover andare in ospedale, pagare un ticket che mi costa fatica, quando qui l'aborto è gratis, non hanno da pagare nessuno ticket, è contro i miei principi. Le pare che
Benissimo. Adolfo, non so se vuoi commentare le parole della nostra ascoltatrice. Sì, sono d'accordo su alcune cose, perché la famiglia resta una famiglia, poi ognuno sessualmente fa quello che vuole, però la famiglia è formata. Non voglio ribadire quello che dice Salvini, perché lo pensiamo tutti noi un po' della Lega. La famiglia è composta mamma, papà e figli, e poi tutto il resto è un'altra cosa, insomma, un matrimonio naturale. Per i ticket ci stiamo lavorando. Se parliamo di autonomia, parliamo perché vogliamo arrivare prima con i costi, diciamo, storici, per arrivare ai costi standard. Vuol dire questo aiutare molto l'economia italiana anche sulla sanità per quelle regioni che sono sempre in vertice. Questo bisogna capire, che il Veneto non è una regione che si vuole staccare perché va a fare del male del sud. Questo è un esempio per tutte le regioni italiane per migliorare anche la sanità. E questo è tutto quanto, insomma, penso sia parte del nostro programma. È parte del nostro programma. Perfetto. Senti Adolfo, un'ultima chiamata, poi ti lasciamo andare. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Non c'è il collegamento, Giulio, non sento nulla. Pronto? Niente. Allora Adolfo, ti volevo... Pronto? Chi è in linea? Sì, buongiorno, sono Antonio da Milano. Ciao Antonio, prego. Sì, volevo dire questo, visto che si occupa dei trasporti la persona al telefono. Sì, è l'onorevole Giordano, okay. Ecco. Sì. Allora, noi che abbiamo votato Lega ci aspettiamo cose di tutti i giorni. Io voglio la targa elettronica, non voglio stare un'ora in fila al telepass. Cioè, si parla di 5G. Io ho pagato 150 euro per fare la targa di un autoveicolo che mi era stata rubata. Un pezzo di ferro, cioè noi siamo nel 2018, tu mi dai con 150 euro un pezzo di ferro. Io voglio un RD, voglio un qualcosa che io passo al telepass e non devo fare 2 ore di fila e non devo nemmeno comprare il telepass. Perché devo comprare il telepass o abbonarmi? Siamo nel 2018, cioè io voglio, ok, grandi cose, autostrade su e giù, ma per noi tutti i giorni non voglio fare la fila. Cioè tu che sei deputato dei trasporti, ragiona in modo pratico. Io cittadino non voglio fare la fila, voglio entrare in autostrada e andare veloce, non voglio comprare telepass, non voglio fare abbonamento, non voglio firmare 10.000 carte per il telepass in banca. Siamo nel 2018 e io ho fatto la tangenziale di Varese, la telecamera ha rilevato la targa, fine del discorso, mi è arrivato il giorno dopo da pagare. Cioè queste cose basilari, la base, eliminare le file, cioè deputato, fai cose normali, cioè le grandi opere, ma tu devi fare le cose di noi tutti, cioè di noi che usiamo la strada, capito, deputato? Bene, è stato molto chiaro. Allora Adolfo, non so, vuoi commentare? Ma sì che posso commentare, non ho capito cosa vuole il signore, perché non vuole il telepass, non vuole pagare, non vuole fare la colonna, in qualche modo saranno pure controllati chi entra sulle nostre autostrade, è anche un sistema di sicurezza, ci sono delle leggi da rispettare. Certamente lavoriamo anche sulle piccole cose, non sulle grandi infrastrutture, non facciamo confusione codici della strada e infrastrutture, ponti e altre cose. Stiamo lavorando per le macchine storiche, stiamo lavorando per le revisioni perché siamo indietro di anni, stiamo lavorando anche sulle piccole cose a beneficio anche degli autotrasportatori. Ben sapete che stiamo lavorando su carichi eccezionali, insomma. Questo voglio dire, non è che siamo assenti a queste problematiche. Poi al signore voglio dire che noi in audizione ascoltiamo tutti quanti le categorie, specialmente le categorie che sono a protezione degli autotrasportatori, sono loro che ci portano le idee e le cose come vanno fatte, perciò noi partiamo dalle piccole cose per arrivare insomma a sistemare anche le grandi opere. Benissimo, allora Adolfo, grazie mille per essere stato qui con noi questa mattina, ci sentiamo prossimamente in radio, buona giornata. Buona giornata a voi e grazie mille. Grazie mille ad Adolfo Giordan, deputato della Lega, membro della Commissione Trasporti alla Camera. Con noi in questo momento ringrazio Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega. Ciao Angelo, buongiorno, buon lunedì mattina. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora Angelo, guardo la tua pagina Facebook, c'è un disegno carino, tu scrivi: la difesa è sempre legittima, attenzione, in vigore la legittima difesa. Allora, che ne pensi di questo provvedimento approvato l'altro giorno al Senato? Beh, penso due cose importanti. La prima è la coerenza della Lega, la coerenza di Matteo Salvini, cioè si è detto una cosa
prima delle elezioni, la si è fatta dopo le elezioni. Quindi la forza della Lega e del marchio della firma di Matteo Salvini è che quando si prende un impegno, l'impegno lo si mantiene, e questo è la prima considerazione. L'altra cosa, finalmente un paese normale, un paese che nel momento in cui un ladro entra in casa, al posto di stare col ladro sta finalmente col cittadino, no? In passato abbiamo assistito tutti che tra il delinquente, il ladro che entrava in abitazione e il cittadino per bene che si difendeva, lo Stato stava col ladro, purtroppo. Il cittadino finiva indagato, processato, addirittura nel percorso del risarcimento danni. Cioè, voi pensate all'assurdità, un cittadino che si trova un ladro in casa, che senza volerlo si trova costretto a difendersi da solo, e si trovava la famiglia o addirittura il ladro stesso a chiedere un risarcimento danni perché magari aveva preso un colpo per difendersi appunto dal ladro. Quindi un cittadino, al posto di trovarsi lo Stato che lo garantiva nella sicurezza, si trovava lo Stato contro al fatto che lui si era difeso nella propria abitazione. Finalmente oggi abbiamo uno Stato che tra il cittadino e il ladro dice, con la legge sulla legittima difesa, noi stiamo col cittadino, quindi il ladro non può richiedere nessun tipo di risarcimento danno, e questo secondo me è un elemento importante. Dopodiché abbiamo 3 articoli che fortunatamente agiscono sulla dimensione della pena, quindi vengono alzati gli anni di pena, quindi di carcerazione, soprattutto vengono alzati le pene minime. Quindi cosa vuol dire questo? Che prima le povere forze dell'ordine, qualora riuscivano a prendere il ladro, essendo il ladro incensurato, il ladro il giorno dopo era fuori. Voi pensate, un poliziotto, un carabiniere rischia la vita, lo piglia, lo porta dentro, il giorno dopo, perché era incensurato, era fuori. Grazie alla legge con la legittima difesa, anche se sei incensurato, non stai fuori, ma stai in carcere, perché se fai il ladro non hai possibilità di stare per strada o di stare in giro. Queste sono, diciamo, è una riforma importantissima. 8 articoli dove, con un avverbio che dice che la difesa è sempre legittima, questo sempre fa la differenza, quindi nella propria abitazione, nel proprio domicilio, la difesa è sempre legittima, e questo è un messaggio forte e chiaro che il governo appunto dà alla delinquenza, dà appunto ai ladri, e da lì nasce un po' quel cartello che vedete sulla mia pagina Facebook, no? È un messaggio ai ladri: attenzione, perché da oggi state attenti, perché da oggi c'è uno Stato che legittima il cittadino che si difende nella propria abitazione. Attenzione, c'è un pericolo in più. I cittadini, se si difendono, hanno uno Stato amico e non uno Stato nemico. E quindi questo è il messaggio che ci auguriamo possa far riflettere la delinquenza e i ladri a andare a cercarsi un lavoro vero, o meglio ancora cambiare paese, cioè tornare, visto che poi il 50% della delinquenza arriva da paesi esteri rispetto a quello italiano, ritornare nei loro paesi. Se vogliono delinquere, al posto di stare in Italia, tornino nel paese di provenienza. Certo. Senti Angelo, come si apre la settimana al Parlamento europeo? Quali sono i temi di questa settimana? Ma i temi sono molti, perché noi saremo settimana prossima a Bruxelles, quindi settimana prossima, questa settimana, domani saremo a Bruxelles, giovedì saremo in votazione. Tenete presente che gli argomenti oggi sono estremamente importanti, adesso ve ne cito alcuni. Perché negli ultimi giorni di attività parlamentare ovviamente i grandi interessi spingono per approvare i provvedimenti, cioè è come è l'assalto alla diligenza, no? Come sanno benissimo che tira un'aria di cambiamento, gli ultimi giorni bravissimo, presto arriva il cambiamento. Ecco, gli ultimi giorni cercano ovviamente di fare l'assalto alla diligenza, soprattutto andando a spendere risorse inaccettabili. Una delle battaglie che abbiamo dato e continueremo appunto a dare anche questa settimana sono l'assurdità di spendere 50 milioni di euro per la campagna elettorale delle europee. Cioè il Parlamento europeo vuole stanziare 50 milioni di euro per comunicare ai cittadini quanto questa Europa è brava, quanto questa Europa è buona, quanto questa Europa va difesa. Quindi qualcuno pensa di usare i soldi dei contribuenti italiani per truccare il risultato elettorale, per cercare di mettere le fette di salame
davanti agli occhi dei cittadini. Io dico che possono spenderne anche 5 miliardi, non ci riusciranno mai, nel senso che questa Europa ha veramente creato danni importanti nei confronti delle aziende, nei confronti delle famiglie, e questi danni ovviamente non si possono cancellare con uno spot televisivo, con uno spot radiofonico, con una pagina di giornale comprato. Però questi pensano di fare questo tipo di attività, spendere 50 milioni dei contribuenti per darlo a pochi, perché poi alla fine io ho già depositato un'interrogazione oggi proprio per chiedere a chi vengono dati questi soldi, e vedrete, siccome ho degli anteprima curiose, vedrete che poi alla fine andranno a delle agenzie che, caso strano, sono molto vicino a delle forze politiche del passato governo. Passato governo. Quindi noi adesso andremo a leggere questi 50 milioni, chi li intasca, a chi vengono dati, perché se ci fosse una comunicazione libera e ci fosse davvero la volontà di far crescere il sistema della comunicazione, soprattutto la comunicazione dei piccoli, noi saremmo anche contenti che dei giovani possano trovare la possibilità di crescere nel mondo della comunicazione, delle radio, delle televisioni, della carta stampata. Ma nella realtà questi soldi finiscono in poche agenzie, pochissime agenzie, che hanno una connotazione prettamente politica. E quindi noi non intendiamo finanziare con i soldi dei cittadini europei la campagna elettorale dei partiti. Questo non è accettabile. Angelo, sei stato molto chiaro. Ti chiedo di rimanere con noi altri 2 o 3 minuti subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria. Ok. Grazie. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+, dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Stai ascoltando Radio Padania Libera. La tua radio. La tua voce libera, senza filtri né censura. Diamo voce alla nostra gente. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormir bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci carissime amiche e carissimi amici di RPL. Allora, dalla regia Giulio mi dice che abbiamo una telefonata. In collegamento telefonico abbiamo Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega. Angelo, ci sei? Ci sono, vi sento benissimo. Ok, allora sentiamo. Pronto? Pronto? È caduta la linea. Allora, Angelo, volevo farti un'ultima domanda. Ieri sera ci sono state delle dichiarazioni di Juncker che dice la TAV va fatta, la crescita zero è un problema, riferendosi all'Italia. Tu che ne pensi di queste dichiarazioni? Penso che Juncker dovrebbe capire che la responsabilità della crescita zero è per l'80% sicuramente europea. Quindi c'è un dato di fatto che l'Europa ormai decide l'80% della nostra vita. Addirittura in agricoltura voi pensate il 100% delle regole sono scritte dall'Europa, e quindi se un paese europeo oggi arranca, e purtroppo non arranca solo l'Italia ma arrancano anche gli altri paesi europei, vuol dire che le politiche messe in campo da questa Europa negli anni sono state sbagliate. E un presidente della Commissione europea, capisco che lui di problemi non ne ha perché arriva dal Lussemburgo, dal Lussemburgo il tema lavoro è un elemento che non gli interessa, è un elemento che non lo preoccupa sicuramente, perché in Lussemburgo sapete benissimo che tipo di lavoro si fa e non è quella concezione di lavoro
che abbiamo in mente noi, quella fatta con la fatica, con la passione, con la maestria, no? Sì. Però è chiaro che un'Europa che non ha investito in questi anni in politiche di rispetto delle nostre produzioni, oggi deve anche farsi un esame di coscienza e capire che gli effetti collaterali della crescita sono in capo esclusivamente alla responsabilità europea. Sulla TAV noi ci siamo già espressi più volte, no? Il nostro paese ha bisogno di infrastrutture, la TAV è una delle tante infrastrutture che il nostro paese ha bisogno. Questo governo, anche qui con il decreto sblocca cantieri, cioè con una legge speciale per sbloccare i cantieri, sta affrontando un problema che i governi passati non hanno affrontato, anzi hanno creato. Pensate a qualcosa come 27-28 miliardi di euro di opere pubbliche ferme. Cioè voi pensate, qualsiasi azienda fallirebbe se dovesse appostare 27 miliardi di euro di opere o di acquisti e poi non li esegue. Noi abbiamo uno Stato che negli anni passati ha appostato risorse dei cittadini italiani per 27 miliardi e non li ha cantierizzati quei 27 miliardi. Quindi posti di lavoro bloccati, soldi dei cittadini bloccati, opere non presenti. Finalmente parte una logica di questo governo di sbloccare i cantieri, vuol dire fare opere, svecchiare il paese, ammodernare il paese e soprattutto creare 380.000 posti di lavoro, che è l'indotto dello sblocca cantieri. Perfetto. Senti Angelo, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi questo lunedì mattina, ci risentiamo presto in radio, buona giornata. Piacere. Buona giornata. Un grande piacere a voi, grazie, buona giornata a tutti. Grazie ad Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega. Adesso con noi abbiamo al telefono la senatrice della Lega, Maria Saponara. Buongiorno Maria. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Allora Maria, si è concluso il congresso di Verona ieri, se non sbaglio. Tu ci sei stata oppure hai avuto modo di seguire quali sono stati i dibattiti, i temi al centro di questo congresso mondiale della famiglia? Allora, io non ho partecipato, ma esclusivamente per un motivo, diciamo, personale. Ecco, mi sono presa un giorno di pausa perché l'ultimo periodo è stato abbastanza faticoso anche a livello proprio di campagna elettorale in Basilicata e così via. E però chiaramente ho seguito un po' i dibattiti, un po' le varie cose che sono successe naturalmente, ecco, anche perché insomma è stato un convegno molto importante e quindi era inevitabile non seguirlo, ecco. Sì, senti Maria, per quanto riguarda invece un po' l'Europa, sulla Brexit, il 29 marzo è passato, no? Siamo al 1° aprile, quali sono le date di questa dell'uscita insomma dalla Gran Bretagna, della Gran Bretagna dall'Europa? Ci sarà, non ci sarà secondo te? Ma adesso sicuramente in queste ore, in questi giorni si deciderà tutto. Entro il 12 aprile comunque qualche cosa è chiaro che bisognerà sapere, si vedrà quello che succede. Che cosa accadrà? È una bella domanda, nel senso che da 2 anni insomma si sta un po' discutendo di questa Brexit, di quello che doveva essere l'uscita, però diciamo che c'è un problema di fondo, da ricondurre sicuramente al fatto che non esiste una normativa, diciamo così, che regoli l'uscita di uno Stato dall'Unione Europea. Sì. Perché è vero che c'è questo famoso articolo 50 di cui tutti hanno parlato, di cui tutti stanno parlando, però se vogliamo è un articolo un pochino monco, monco nel senso che questo articolo dà la possibilità a uno Stato di uscire dall'Unione Europea, però senza di conseguenza dare un indirizzo sul come fare a uscire dall'Unione Europea. Sì. Questo sicuramente è un dibattito da
da affrontare, perché sicuramente non è stata presa in considerazione proprio l'idea che in un futuro potesse qualche Stato dell'Unione Europea decidere di uscire. Ecco, quindi sembra quasi un articolo messo lì proprio a livello prudenziale, niente di più, come se fosse stato possibile che uno Stato decidesse di uscire dall'Unione Europea. Quindi quello che accadrà è tutto da vedere, però ripeto, secondo me bisogna riprendere un pochino il discorso dall'inizio. Benissimo. Senti Maria, al Senato questa settimana quali sono i temi che si discuteranno? Ecco. Dunque, questa settimana i temi all'ordine del giorno sono diversi. Anche in commissione avremo diverse cose da fare, però diciamo che sono temi comunque che riguardano la finanza, riguardano in generale cose diciamo, non dico di secondo ordine, però dopo essere usciti da 2 settimane in cui abbiamo lavorato sul decretone, sulla legittima difesa, questa settimana sarà un pochino più rilassante. Benissimo, ecco. Senti, e proprio sulla legittima difesa volevo farti una domanda, no? Tu c'eri quel giorno quando è diventato legge questo provvedimento, com'è andata la giornata, ecco? La giornata direi che è andata molto bene, ecco, era una legge che aspettavano tanti da tanto tempo e noi siamo riusciti ad arrivarci in fondo, quindi è stata una giornata di grande soddisfazione, partecipata in Senato anche con il nostro ministro e capitano Matteo Salvini, che alla fine è venuto tra noi a festeggiare proprio la vittoria e la conclusione di questo importante iter che insomma ci ha visto protagonisti, perché comunque il disegno di legge è partito dal Senato, poi c'è stata la lettura da parte della Camera, poi chiaramente è ritornato in Senato per l'approvazione definitiva. È stata una giornata sicuramente di grande successo, anche perché tanti sono stati i messaggi e le dimostrazioni da parte dei cittadini dell'approvazione, ecco, di questa legge che non è, come qualcuno dice, un'autorizzazione ad uccidere le persone, non è questo. Io penso che comunque chi in casa propria viene aggredito, viene usurpato appunto questo diritto privato, debba avere a prescindere il diritto di difendersi, chiaramente con proporzionalità, però questo diritto è sacrosanto. Benissimo, allora grazie mille Maria, grazie mille a Maria Saponara, senatrice della Lega, per essere stata ospite qui questo lunedì mattina. Buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie a voi, arrivederci e grazie a tutti. Grazie mille. Allora, adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo un'altra amica di RPL, la professoressa Anna Buono. Buongiorno professoressa. Buongiorno a voi. Buon lunedì mattina e buon inizio settimana. Allora, professoressa, in Africa che succede? C'è un'altra epidemia di Ebola? Sì, se ne parla poco però sarebbe ora di ricordare questa crisi, questa emergenza in corso. Ebola, sappiamo, è una malattia terribile che più volte ha già colpito il continente africano. Questa volta siamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove una prima epidemia era stata circoscritta all'inizio dell'estate, poi ad agosto ne è scoppiata una seconda e questa seconda epidemia, nonostante che finalmente si abbia anche a disposizione di un vaccino sperimentale che permette di contenere la sua diffusione, non è stata sconfitta. Ormai anzi è diventata, per numero di morti e per numero di contagi, la seconda più grande epidemia di Ebola finora registrata. La più terribile è stata quella che tra il 2013 e il 2016 ha ucciso
circa più di 11.000 di persone in Africa occidentale. Sì. I motivi per cui si sta prodigando l'Organizzazione Mondiale della Sanità, Medici Senza Frontiere, altre organizzazioni, e il motivo per cui non si riesce a fermare questa epidemia, che anzi si teme possa da un momento all'altro espandersi ulteriormente e raggiungere altri paesi africani, perché l'area, le regioni in cui questa epidemia è scoppiata sono regioni particolarmente difficili, particolarmente critiche. Intanto per la mancanza di infrastrutture che rende molto molto problematico raggiungere la popolazione, in certi casi bisogna arrivare con gli elicotteri. Poi perché le regioni sono le regioni dell'est del Congo quelle interessate, sono regioni che ormai da più di 20 anni, dagli anni 90, sono devastate dalla presenza di bande armate, di gruppi armati che non si fermano neanche di fronte a questa emergenza, anzi attaccano, è già successo più volte, attaccano i centri, i presidi dove si sono organizzati gli interventi per la vaccinazione, la cura e via dicendo, in certi casi addirittura costringendo a chiuderli per proteggere il personale. In più bisogna aggiungere un fatto. In Congo, come in tutte le altre situazioni, un problema enorme, forse in fin dei conti il problema più grosso, è che la popolazione, non soltanto il personale medico scarso, ma la popolazione è del tutto impreparata ad affrontare un'emergenza del genere, a partire dal fatto che buona parte della gente, e non soltanto nelle aree rurali, ma anche nei centri urbani, dove dovrebbe essere diverso, buona parte della gente non crede al fatto che esista questa malattia, oppure pensa, se ci crede, pensa che sia un espediente per destabilizzare l'area, per tenere sotto controllo la popolazione. C'è una ignoranza di come funzionano i virus e via dicendo, ma anche una tenace, diffusa diffidenza nei confronti del governo, delle istituzioni governative, che si traduce poi in un atteggiamento. E questo vuol dire che molta gente non vuole essere vaccinata, molta gente non denuncia i sintomi, molta gente non vuole farsi curare e non prende le precauzioni suggerite per evitare il contagio, con le conseguenze che appunto stiamo vedendo. Benissimo, chiarissima. Facciamo anche un po' di chiarezza, professoressa, sui lager in Libia. Prego. Sì, questo è un argomento molto importante perché continuare a dire che le persone rimandate, bloccate nel Mediterraneo, rimandate in Libia, finiscono nei lager dove subiscono torture e violenze di ogni genere. Allora, le persone che vengono riportate in Libia non finiscono nei lager. I centri tremendi di cui si parla sono i centri in cui sostano gli emigranti in attesa di attraversare il Mediterraneo, e sono i centri creati dai trafficanti. Invece chi viene riportato in Libia, così come in Tunisia, in Algeria o in Egitto, viene concentrato, viene portato in campi organizzati, gestiti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dall'Organizzazione Internazionale per l'Immigrazione, centri che erano pochi fino a 2 anni fa. Da allora si sono moltiplicati e sono centri dove non saranno un paradiso sicuramente, l'assistenza sarà anche minima per ragioni economiche, però sono centri dove gli emigranti vengono raccolti, ospitati, curati se necessario, e soprattutto dove si propone agli emigranti il rimpatrio volontario e anche assistito. Volontario per ovvi motivi, ma anche assistito, il che vuol dire che chi accetta di tornare in patria, e sono tantissimi, sono decine di migliaia, non soltanto viene riportato in patria, ma riceve anche poi quando è nel suo paese di origine, aiuto e sostegno per
reintegrarsi sia dal punto di vista economico che sociale. Benissimo. Professoressa, poi con lei vorrei parlare di profughi e di rifugiati, no? I profughi dimenticati o troppo ricordati? Qual è lo Stato che ha più sfollati? Chi sono i profughi da più tempo e chi sono i rifugiati da più tempo? Ci faccia lei un po' di chiarezza. Ecco, mi sembra utile parlare anche di questo aspetto, perché noi giustamente concentriamo la nostra attenzione sui rifugiati, sui profughi, sugli sfollati più vicini a noi, che costituiscono un problema che ci riguarda più da vicino o è più visibile e vistoso. Forse pochi sanno che il paese con il maggior numero di sfollati è la Colombia. La Colombia è già non la Siria, non il Yemen, ma la Colombia. Come mai? Più di 8 milioni di sfollati, perché in Colombia continua uno scontro violentissimo tra bande armate che si contendono il traffico della droga e anche le attività minerarie illegali. L'accordo che è stato stipulato tra le FARC che sono, e il governo, le FARC sono le forze armate rivoluzionarie, e il governo si pensava che potesse migliorare la situazione, in realtà ha dato spazio ulteriore a questa molteplicità di gruppi armati, e la conseguenza è quella che dicevo, più di 8 milioni di sfollati. Invece i profughi da più tempo lontani da casa, di nuovo, i primi che vengono in mente sono i somali, perché dal 1991, quando è iniziata la guerra civile che non è ancora stata del tutto risolta, hanno cominciato a lasciare il paese. E invece i rifugiati più antichi, di più lunga data, sono due. Intanto i Sahrawi. Sahrawi è un'etnia del Sahara occidentale. Nel 1975 il Marocco ha annesso quest'ampia regione, e da allora gli abitanti di questa regione sono profughi e attendono che si risolva questa situazione che, ripeto, dal 1975 ha anche diviso l'opinione internazionale, perché una parte con uno schieramento in parte con il Marocco e in parte la maggioranza con i Sahrawi, cioè con questa etnia. Ancora più antica è la situazione dei palestinesi. I palestinesi sono i rifugiati di più lunga data. Il loro status di rifugiati inizia addirittura nel 1948, quando viene creata un'agenzia delle Nazioni Unite, si chiama Agenzia per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel vicino Oriente. All'epoca è iniziata assistendo circa 700.000 persone, e attualmente invece ne assiste 5.400.000 con bilanci che si può immaginare piuttosto cospicui. L'ultimo, quello del 2018, era un bilancio di oltre 700 milioni di dollari, ma negli anni precedenti si è superato spesso il miliardo. E un'osservazione, anzi due. La prima è che i palestinesi spesso si dice che sono vittime di genocidio, che Israele minaccia i palestinesi, si parla appunto di genocidio. È difficile pensare a un genocidio che vuol dire sterminio con l'obiettivo di eliminare del tutto un'etnia, un gruppo sociale, una nazionalità, quando, come dicevo, nel corso degli anni da 700.000 si è passati a più di 5 milioni di abitanti. La seconda osservazione, prego. Questo, è che i palestinesi quindi sono rifugiati, hanno questo status riconosciuto di generazione in generazione, eppure tra gli immigrati illegali che attraverso il Mediterraneo per raggiungere l'Italia o comunque l'Europa troviamo anche dei palestinesi.
che è un po' paradossale. Certo. Professoressa, allora noi la ringraziamo per le sue ormai famose lezioni. Io ringrazio voi. Grazie mille per essere stata questo lunedì mattina con noi. È in grado di anticiparci più o meno i suoi prossimi articoli? Sì, intanto parlerò di Ebola e di questa epidemia. E poi vorrei anche parlare, io mi rendo conto che dell'arte si continua a sapere poco, e quindi vorrei dedicare un po' di tempo, che in fondo poi è la mia materia, agli sviluppi più recenti in alcuni paesi africani. Benissimo. Sudan del Sud, se ho ancora qualche secondo. Pensate che il Sudan del Sud è considerato il paese più infelice al mondo, è una graduatoria un po' discutibile. Comunque l'elenco dei paesi in base al livello di felicità comunque è considerato e c'è da credere, perché la situazione del Sudan del Sud è una situazione terrificante. Quello che fa male al cuore è il fatto che questo paese è indipendente da pochi anni, e quando è diventato indipendente nel 2011 tutto aveva a disposizione per diventare uno dei paesi più ricchi e stabili del continente africano, perché galleggia letteralmente sul petrolio. Invece 2011 l'indipendenza, 2013 è iniziata una guerra civile che non è ancora finita. Benissimo. Allora, professoressa, grazie mille, Grazie ci sentiamo presto, buon proseguimento di giornata e buon lunedì mattina. Anche a voi, arrivederci. Grazie mille alla professoressa Anna Bono. Allora, guardiamo le ultime notizie, tra pochissimo siamo in chiusura. La disoccupazione sale al 10,7% e allarme per i 35-49enni. Il ministro Salvini dice: il governo va avanti, io non mollo, fatte tante cose, le liti sono cassate, Confindustria ci attacca ma chiede incontri, ci desse una mano, facesse proposte. Interviene il vice ministro, il vice premier Di Maio, che dice nel DEF misure per famiglie sul modello francese, sconti sui pannolini e sulle spese per la babysitter. Poi sulle banche dice: Tria stia tranquillo ma firmi il DL. Sottratti 1,4 milioni, arrestato un funzionario del Ministero della Salute. E poi una notizia ancora di cronaca di violenza sulle donne in Sicilia: uccide l'ex moglie con un colpo di pistola e si costituisce. Un'altra notizia di cronaca in Calabria: anziani maltrattati in casa di riposo, sono stati arrestati 16 dipendenti della struttura San Francesco Hospital di Settingiano. Allora, siamo in chiusura, grazie mille a Giulio Carnelli in regia, buon proseguimento di giornata.